Salute a tutti! A 18 miglia o 26,64 km da Bosa, in direzione sud, si incontrava la città di Cornus, famosa nella storia per aver affrontato l'esercito romano nel 215 a.C. con i suoi comandanti Amsicora e Iosto. Cornu, sostantivo neutro della quarta declinazione latina, diventa cornua al nominativo e accusativo plurali. In sardo dunque corra. Lungo la strada che da Bosa portava a Cornus venne utilizzato il basalto per 2 miliardi dedicati al proconsole Cornu Fitius, nome che sembra quasi un soprannome peculiare del luogo. A dominare sul mare di Cornus si elevava sul porto di Sarchitu, a Santa Caterina di Pitinuri, il monte conico Cornico di Corchinas, nei pressi del quale era posta l'acropoli. Campo e Corra riprende con il suo toponimo proprio la cornua latina. Su Gorro Marino o Corro de Mare era il tritone, ossia la grande conchiglia. Su Gorito era il corpetto indossato dalle donne, stretto nella vita e aperto sul petto per mettere in evidenza il seno coperto dalla camicia. Su Gorritu era invece la tiara, in sardo zara, vale a dire il cappello a punta simile a un corno. Il tritone è detto anche corramusa, vale a dire corno delle muse, poiché il suo particolare suono pareva richiamare le muse. La Musia è perciò la terra delle muse e Musio, cognome sardo, colui che suona su Gorro Marino. Le sirene di Ulisse rievocano le muse, che in coro cantavano accompagnate dal corno di mare. Per conciliare il sonno ai propri figli, anche le mamme sarde della mia infanzia cantavano una filastrocca. Custu pizzineddu non porta a manteddu, ne mancu coritto, in die ste fritto, non nara tittia, drommi sienda mia. In italiano tale sestina traduce: questo bambino non porta mantello, nemmeno corpetto o cappello. In giorni di freddo non dice titia, brrr, dormi tesoro mio. Il manteddu o mantello, specie quello rosso, era in antichità un simbolo regale, così come il coritto o la tiara, indossati dai sacerdoti e dai principi. In sintesi, la filastrocca narra del bambino che in braccio alla mamma non sente freddo, sebbene non abbia né mantello né cappello. Dice Servio che il copricapo peculiare dei sardi, provvisto di corna, era detto corus, ossia corru. Sia il corito che il corrito condividono la stessa radice cor, che porta dritta al coro, cuore, o al corru, corno. Su corrintolo, corrinzolo, corrito, corrigedo de mari, decorato, ossia il cornetto di corallo, è ancora oggi un gioiello ornamentale scaramantico, usato come portafortuna o contro il malucchio. Anche la madre terra possiede un suo cuore, che in molti casi mostra rovesciato, ossia con la punta rivolta verso l'alto, quando emerge dal terreno attraverso formazioni rocciose e cuneiformi, dette per questo in sardo coronzu o corongiu. Si rifanno al coronzo o al corongiu numerosi toponimi della Sardegna, primo fra tutti una delle 3 cime di Monte Arci, detta appunto Corongiu, come il diffuso cognome sardo, con picchi proprio in provincia di Oristano. Su Gorrinzolu, Corrintolu è sia il baccello delle leguminose, allungato e appuntito come un corno, sia il filamento che tiene il frutto unito alla struttura dorsale delle valve. Su Gorrinzolo, Corrintolo è pure il cerambice, un insetto particolare delle querce, così chiamato poiché è provvisto di pronunciate corna o cornus. La città greca di Corinto, posizionata sulla parte nord-occidentale dell'omonimo istmo, era pronunciata Corrinzos, come in sardo, poiché è posta sul filamento corrinzolo omonimo, che teneva unito come un orecchino fonnese il greco continente al Peloponneso. Dalla città di Corinto, con in primo piano il tempio di Apollo, si osservava sullo sfondo il corongio di Acro Corinto. Questo sperone roccioso che si elevava dalla piana pareva quasi un baccello, corno o cor delle leguminose. Cornus era inoltre un paese della Francia mediterranea. Anche il nome, o meglio il soprannome del condottiero di Cornus, Amsicora, ha a che fare con il corru. Il suo nome è giunto fino ai nostri giorni attraverso i racconti di Tito Livio, vissuto tra il 59 a.C. e il 17 d.C., il quale aveva attinto dalle fonti di Polibio, autore greco,
che aveva narrato le sue storie tra il III e il II secolo a.C. Ansicora è infatti in parte scritto in greco. Il grafema eta, inizio di parola, è in prevalenza destinato a nomi di luogo o di persona, come il de preposizionale sardo, de lugo, de rio, de martis, de ida, eccetera. Infatti i nomi dei comandanti punici riportati in greco da Polibio, quali Amilcas o Annibas, che posseggono lo spirito dolce nella vocale iniziale, sono trascritti in latino con la eta di Amilcara o Annibal. Tale segno diacritico segnava in greco antico l'assenza di una vocale fricativa glottidale sorda, che può essere, trattandosi di una eta, paragonata alla nostra e o de preposizionale, che in sardo è utilizzata spesso davanti a nomi di luogo o di persona. Ad esempio il cognome Exana è la contrazione di Shana, quindi de Shana. Nella lingua parlata il cognome De Martis è pronunciato E Martis, facendo fuori per afferesi la consonante iniziale di, specie se questa è preceduta da parola che termina per vocale. Dunque il prefisso H di ansicora equivale alla nostra E o De preposizionale. Il sema anfi, che segue la eta, è invece corrispondente al greco anfi, intorno. Nella grafia le consonanti Fi e Psi greche sono somiglianti. Pertanto non è improbabile che nelle diverse traduzioni dei testi vi sia stato uno scambio di Fi in Psi. In ogni caso l'anfi greco unito ad altro sostantivo genera il significato di cinto, come nell'esempio di Amphialos, che vuol dire cinto da mare. Ancora Amphipolis, città cinta, è il nome pure di un'antica città della Tracia. L'ultima parte del composto di ansicolo, Siacora, è inequivocabilmente legata al sardo corra, che vuol dire corna, plurale. In antichità, prima dell'uso nella scrittura delle consonanti doppie gemelle, un suono veniva rafforzato con un'altra consonante, per cui il neutro plurale latino cornua si leggeva corra. In un'epoca precedente, un'unica consonante, come nel nostro caso la R, riproduceva il suono debole di cora e quello forte di corra. Nell'anonimo ravennate la città di Cornus è denominata Corni, come il genitivo singolare di cornum, che traduce l'asta o il giavellotto di legno. Il porto di Cornus viene invece chiamato Coracodes dal geografo greco Claudio Tolomeo. Il codex latino traduce anche l'ingiuria, testa di legno, forse riferita all'elmo cornuto in legno, ma la coda era pure in sardo, l'estremità di un oggetto o di un luogo. Cornus era una città molto estesa, che andava via mare dagli attuali baie di Santa Caterina di Pitinuri a Sarchitu. Il porto Coda di Corra poteva ospitare grandi navi che ancoravano nelle banchine del mare tra la torre di Subuttu e Sarchitu. Le piccole imbarcazioni invece riparavano all'interno dello stagno, alimentato dal rio Saganna, la cui foce prima impaludata, poi prosciugata e ora bonificata. Dalle colline che si ergevano dal porto, dove era posta l'area cimiteriale di Columbaris, si poteva ammirare un panorama mozzafiato tra il sole e l'arco. In altre parole, nel composto Cora-Codes, la Cora era indubbiamente la località di Corra e il Codes la punta estrema o porto. L'acropoli o cucuru di Cornus era posta in prossimità del campo Ecorra, ovvero sia delle pianure, delle corna o di Cornus. A questo punto il cerchio si chiude e la trascrizione di ansicora diviene letteralmente cinto corra, dunque concettualmente colui che è cinto dall'elmo cornuto, o colui che proviene dalla città di Corra o Curru. Anche Mameli nel suo inno ricorda Scipione con la testa cinta da un elmo. La corona turrita o corona muralis era quella indossata dalla dea Minerva, cinta nel capo dal principe degli Averni, sconfitto nelle Gaie da Cesare nel 52 a.C. Costui era soprannominato Ver Cinge Torige. Ver, simile a vir, traduce la virilità. Cinge, pronunciato King come in sardo, era la terza persona singolare del verbo cingere, mentre Torige, che riprende il latino turriger, vuol dire turrito. In altre parole, egli era colui che cingeva la corona turriga,
qual è il toponimo della località di rinvenimento della dea madre neolitica nel comune di Senorbì. La figura di Onsicora è rappresentata nella foto immaginaria, poiché nessun autore ha mai descritto il suo aspetto. Dal suo nome o paranumene si possono invece immaginare alcune caratteristiche, quali quella di principe cinto dall'elmo cornuto dei Sardi. In questo caso è chiaro che Onsicora non era un punico. Al contrario di Vercingetorige, portato a Roma come un trofeo di caccia, Onsicora, dopo la sconfitta nel 215 a opera di Titus Manlius o Torquatus, morì per la sua patria, pur di non lasciarsi catturare vivo. Saludos a tutti.